Eccoci qua. Allora, professor Marella, quanto costano all'Italia lo blocco, questo sequestro dei beni degli oligarchi, che siano palazzi, che siano castelli, che siano soprattutto degli yacht da 100-150 metri? Prego. Sì, infatti, perché è bello sequestrare, è bello congelare i beni, no? C'è questo sentimento generale che sia bello continuare, anzi facciamone sempre di più, però nessuno poi si chiede chi paga le spese di questi beni, perché questi beni, in particolare gli yacht, hanno delle spese di manutenzione elevatissime. Quindi questi beni vengono tipicamente affidati all'Agenzia del Demanio, quindi allo Stato, e fin quando rimangono nelle mani dello Stato, che non può ovviamente utilizzarli, perché non è cambiata la proprietà, il proprietario rimane l'oligarca, ma non può disporre né godere di quel bene. Quindi il demanio si trova a tenere questo parco di yacht, di castelli e di ville, e cosa deve fare? Li deve manutenere. Quindi, per esempio, uno yacht ha dei costi abbastanza previsibili, insomma, costa 900 euro al giorno tenerlo ormeggiato, ci vuole poi un capitano a disposizione, cui stipendio circa sono 10.000 euro al mese, 4 membri di equipaggio, anche qui 4-5 mila euro al mese per ciascuno, fatti 20.000, quindi siamo a 30.000 più l'ormeggio. E queste spese da chi vengono pagate? Evidentemente non dall'oligarca, perché l'oligarca non può neanche entrare nell'Unione Europea. Vengono poste a carico dello Stato, il quale poi, quando finirà la misura di congelamento, si dovrà rivalere sull'oligarca che vorrà riprendere la proprietà di questo. Ora, è tutto da vedere alla fine se e quando questo avverrà. Nel frattempo paga il demanio e quindi paghiamo noi, visto che lo Stato si finanzia con le nostre tasse. Vuol dire, è un'operazione, tragicomica, certo. che però... Quindi abbiamo sequestrato gli yacht ai gerarchi, ma li manteniamo noi, e probabilmente a fine corsa, cioè quando ci sarà una sentenza del Tribunale europeo, addirittura pagheremo i danni. Quindi qualche politico ha anticipato delle situazioni di cui non conosceva poi l'esito, quindi improvvisiamo delle situazioni che sono veramente assurde. E allora, perché penso che se vogliamo punire la Russia dovremmo farlo in maniera diversa. Allora, abbiamo il quarto contributo: sanzioni sì, ma non per tutti. E qui vediamo la differenza. Cioè ci sono oligarchi che vengono, come ne parlavamo adesso, vengono puniti, altri invece che sono assolti a divinis, cioè non vengono perseguitati nelle loro attività commerciali. Come mai? Abbiamo oligarchi di primo livello, quelli di secondo, o abbiamo gli anti-oligarchi? Ecco, questa è un'altra delle situazioni in cui ci troviamo in questo momento. Sanzioni sì, ma non per tutti. Non tutti i plurimiliardari amici di Putin sono finiti nel mirino dell'Occidente. C'è qualcuno tra gli oligarchi che è rimasto stranamente escluso. Un nome in particolare, quello di Vladimir Potanin. Potanin è il secondo uomo più ricco della Russia, fedelissimo di Putin, ma il suo nome non figura nella blacklist dei sanzionati. Una esclusione che potrebbe essere legata al fatto che Potanin è il maggiore azionista della Norilsk Nickel. L'azienda, che ha sede in Siberia, produce il 15% del nickel di alta qualità usato nelle batterie e il 40% del palladio. Entrambi vengono utilizzati nella produzione dei microchip delle automobili, e non solo per quelle. In pratica, se l'Occidente lo avesse sanzionato, avrebbe mandato in tilt l'economia globale. Il risultato ora è che il portafogli di Potanin si sta ingrossando a dismisura, grazie all'impennata della quotazione del nickel, che a Londra in 3 mesi ha sfondato il record dei $100.000 a tonnellata. Solo l'Unione Europea nel 2021 ha importato dall'azienda siberiana quasi il 30% del nickel. Ma l'esenzione di Vladimir Potanin rappresenta anche una grande fortuna per il Cremlino, perché grazie a lui si sta riprendendo il controllo di una serie di banche che erano state svendute in fretta e furia dai gruppi occidentali che hanno lasciato la Russia dopo l'invasione. Così, attraverso il suo gruppo Interros, è stata riacquistata Rosbank de Société Générale, cui l'aveva venduta nel 2008.
A questa si aggiungono la United Card Services, filiale russa della Global Payments, gruppo americano, e il 35% di Tinkoff Bank, del magnate russo Oleg Tinkov, che lo ha accusato di aver pagato solo il 3% del suo valore reale. Ma come si è arricchito Vladimir Potanin? Potremmo dire che Potanin è il padre di tutti gli oligarchi. Vice primo ministro della Federazione Russa dal 14 agosto 1996 al 17 marzo del 97, ha aiutato il magnate ungherese George Soros a entrare nel mercato russo, favorendo i legami d'affari con gli Stati Uniti che passavano attraverso il miliardario russo-americano Boris Jordan, poi diventato presidente di Sindaco, ottava compagnia petrolifera russa per fatturato nel 1995. Il colpo importante per Potanin, però, insieme al socio Mikhail Prokhorov, lo fece con l'acquisizione nei primi anni 90 del 54% di Norilsk Nickel, con lo schema da lui inventato dei Loans for Shares, che portò all'epoca della presidenza Elstyn alla svendita dei pezzi pregiati del patrimonio ormai ex sovietico con l'arricchimento di pochi. Pagò la società 170 milioni di dollari, lo stesso anno in cui l'azienda registrò introiti per 3,3 miliardi di dollari. Oggi ne detiene una quota del 34%. La Norilsk Nickel è anche un'azienda molto inquinante. Nel 2020, con i suoi scarichi, fece diventare color rosso scuro le acque di 2 fiumi in Siberia e per questo fu multata per 2 miliardi di dollari per disastro ambientale. Ogni anno le industrie di Norilsk emettono quasi 2 milioni di tonnellate di gas nell'atmosfera, tra i quali c'è il biossido di zolfo, uno dei principali responsabili delle piogge acide che hanno devastato 100.000 ettari di tundra attorno alla città. Non a caso i residenti hanno un'aspettativa di vita inferiore di 10 anni rispetto al resto del paese. Norilsk è anche la città più inquinata della Russia ed è nella lista dei 10 luoghi più inquinati della Terra. Siamo al disastro totale, quindi boato. Cosa facciamo con questi oligarchi che non vengono puniti, ma soprattutto il disastro che stanno facendo i russi a livello di inquinamento? Ma non è solo adesso, ma anche quando c'era l'Unione Sovietica. Sì. Basta ricordarsi di Chernobyl e la dice lunga, insomma, di come le leggi russe sull'inquinamento sono le migliori del mondo, la pratica russa è una delle peggiori, se non la peggiore. Questo ce lo spiegavano ai tempi dei seminari con medicina del lavoro, quando gli operai di Marghera si lamentavano e mostravano le leggi russe come Mach molto più bassi, e la risposta di Clini era sì, però lì andate a vedere come funziona. E questo ahimè succede non solo in Russia, ma succede credo in India, basta pensare a Bhopal, e anche in Cina, sempre meno devo dire in Cina, sempre più attenti a questa cosa, però anche lì. Io credo che non abbiamo questo problema, noi non ce la facciamo, non possiamo misurarci con gli inquinamenti russi, possiamo però misurarci invece con la guerra. Possiamo misurarci, e questa cosa anche degli oligarchi va trattata in maniera diversissima, vanno trattate diversamente tutte le storie che abbiamo detto della cultura, e vanno trattate in maniera diversa, attenzione, tutti gli obiettori di coscienza che ci sono, e sono migliaia in Russia, che non vogliono andare a fare la guerra in Ucraina. Per loro fortuna Putin ha detto che questa non è una guerra, ma è un'operazione, per cui non li possono incarcerare, speciale. Li possono solo licenziare, ma non li possono incarcerare. Questo è migliaia, credo stiamo parlando di quasi 10.000 giovani che hanno rifiutato di andare in Ucraina, e le mamme russe che invece sono da 20 anni, dai tempi dell'Afghanistan, che stanno lottando perché non ci sia questo utilizzo dei giovani mandati allo sbaraglio come sono stati mandati allo sbaraglio adesso in Ucraina, così lo erano stati ancora peggio in Afghanistan, raccontandogli le favole dei nazisti, eccetera, eccetera.
e noi dobbiamo sostenere molto. L'ultimo numero che abbiamo fatto di Terra e Acqua, l'avete visto anche voi, era dedicato esclusivamente a questo, perché dobbiamo capire che una cosa è il popolo russo e perciò sostenere la parte soprattutto che reagisce, e una cosa sono gli oligarchi o i KGB o i delinquenti. E poi ci sono le migliaia di soldati non che hanno fatto obiezione a casa, ma che hanno disertato in Ucraina e che si nascondono nelle case dei contadini col terrore di essere presi. E la cosa molto bella è come questi vengono accolti dalla popolazione, perché se la popolazione li consegnasse al suo esercito potrebbero fare la fine che ha fatto il povero soldato che è stato condannato all'ergastolo. Vengono nascosti. Stanno lì nascosti, come se non esistessero, aspettando che finisca questa guerra. Anche qui non stiamo parlando di questi numeri, ma di centinaia, però abbiamo le segnalazioni perché ci sono anche gli obiettori di coscienza ucraini, che sono loro che ci dicono, attraverso Valpiana, il movimento non violento, abbiamo un filo diretto con gli obiettori di coscienza a Kiev, che ci dicono quante sono i casi di questi che vengono nascosti proprio da questa popolazione contadina e che ovviamente non può essere messa sotto pressione dall'esercito, diventerebbe una cosa eccessiva per l'esercito ucraino, anche perché in realtà questa cosa fa comodo anche a loro, perché questi sono ovviamente soldati che se ne vanno dal fronte. E tutto questo fa parte dell'alternativa. Quando prima si parlava dell'alternativa, ma voi cosa proponete? Bisogna dare forza a queste cose, farle sapere. Attenzione, in Italia c'è un solo giornale, un solo quotidiano che dice queste cose. Sapete qual è? L'Avvenire. L'Avvenire. Bisogna leggere l'Avvenire per sapere tutte queste cose che vi ho detto adesso, perché negli altri giornali, né Repubblica, ma neppure il Fatto Quotidiano, nessuno. Qualche volta il Domani ha detto qualche angolino, ma è l'Avvenire il giornale che ha abbracciato la linea della non violenza con forza e dice: guardate che questi sono i nostri interlocutori. Ovviamente non solo in Russia ma anche in Ucraina. L'obiezione di coscienza è un'obiezione totale, non solo perché sono russo e non voglio andare agli ucraini, ma anche perché sono ucraino e non voglio sparare ai russi. Ricordiamoci di Praga, insomma, ricordiamoci dei primi giorni di quando sono arrivati i carri armati in Ucraina russi. I primi giorni erano simili ai giorni di Praga, cioè la gente in strada, ve le ricordate le fotografie? Sì. La gente in strada attorno ai carri armati, ma che non lanciavano bottiglie Molotov, che non sparavano i soldati, ma che gli portavano dei fiori, che cercavano di parare, e i soldati russi che discutevano con loro. Hanno dovuto cambiare migliaia di questi soldati. Migliaia li hanno dovuti far tornare, perché uno dei problemi che ha la Russia è proprio questo, no? La mancanza di aggressività. Perché appena c'è un contatto, ma allora non siete nazisti? Cioè, questa è la risposta: ma allora voi non siete nazisti, come ci hanno detto, andate lì perché sono diventati nazisti. Questa cosa qui, nei primi giorni, dopo c'è stato Zelensky che ha detto l'Ucraina è l'esercito ucraino, ed da quel momento in poi hanno tacitato la popolazione e avanti con i mitra e con tutto quello che stiamo vedendo adesso. Quindi c'è la volontà di continuare questa guerra. Certo. Speriamo che si venga interrotta. Tullio? Ma c'è anche da dire che è un segnale importante il fatto che la popolazione, anche la popolazione ucraina, come dire, il fatto che nasconda i disertori russi è un segnale importante, anche il fatto stesso che non li consegni alle forze ucraine, quindi c'è una volontà, una ricerca della pace. Gli ucraini si sentono fratelli dei russi e si domandano certo. ma perché ci sparate, ma perché venite? Per cui quando un soldato dice io non ti sparo, loro dicono sei mio fratello, stai qui, certo, stai a casa mia. Certo. Questa è la sensazione, insomma. Certo. Ma ecco, professor Marrella, invece tornando anche all'ultimo servizio che abbiamo fatto vedere su Vladimir Potanin, ecco, è interessante, tra virgolette, vedere l'atteggiamento dell'Occidente nei confronti di questi oligarchi. In questo caso la persona in questione era una persona che, diciamo così, titolare di un'azienda particolarmente importante, forse è un po' come i bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale che risparmiavano determinate aziende
mentre magari preferivano bombardare i civili per demoralizzarli, no? In questo caso qui, ecco che abbiamo un oligarca vicino a Putin, perché gioca a hockey assieme tra l'altro, che però non viene toccato. In effetti sono delle storture molto, molto particolari, ma questo secondo me rilancia il problema che evocava il professor Boato all'inizio, cioè della mancanza di una politica dell'Unione Europea per cercare di rimediare a questo caos, e il fatto poi che le sanzioni siano combinate solamente da una manciata di paesi chiaramente facilita il gioco di queste multinazionali anche russe, che possono spostarsi facilmente da un paese all'altro e beneficiare ovviamente dei paesi con bassa regolazione. La cosa più terribile, più stravolgente secondo me, oltre ovviamente alle osservazioni che dicevamo prima, è che il linguaggio è solamente quello di aumentare le sanzioni, aumentare le armi e nessuno si preoccupa, e questo secondo me è un fallimento della politica europea, dell'Unione Europea, nessuno si preoccupa di discutere quantomeno con gli altri stati per capire se sanzioneranno anche loro, perché è inutile fare le sanzioni a quattro. Lo si è visto e lo si è capito. Se invece le sanzioni fossero fatte anche dai turchi, dagli israeliani per esempio, che attualmente non le fanno, dai paesi arabi che non le fanno, dall'India, chiediamolo alla Cina perché sono quasi alleati, ma quantomeno 3/4 del mondo, l'abbiamo mostrato l'altra volta nella trasmissione, cioè se uno guarda il mappamondo delle sanzioni, cioè siamo i paesi europei, gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone, punto, e l'Australia, vabbè, basta. Certo. Quindi è chiaro che non ha alcun senso andare avanti così con 3/4 del mondo che non sanziona, e quindi questo dovrebbe fare riflettere i politici su ma allora perché li sanzioniamo? Cerchiamo magari delle altre vie, cerchiamo degli altri modi di sanzionare, magari diverso da questo, perché questo è un colabrodo. E naturalmente spicca ovviamente il fatto che ci sia questa assenza di visione europea, che si diceva appunto all'inizio, perché il conto più salato lo paga sicuramente, lo paghiamo noi cittadini dell'Europa unita, certo. non certamente quelli di altri paesi. Ricordo una frase di Kissinger a proposito dell'America Latina, quando gli chiedevano ma come mai che l'America Latina è un laboratorio, no, di politiche economiche della Banca Mondiale, eccetera, eccetera, gli Stati Uniti, e Kissinger fu perché l'America Latina non gliene importa niente a nessuno. Ecco, non vorrei che finissimo anche noi su questo metro di giudizio, perché dell'Europa in fondo non importa a nessuno. Ormai 2/3 dell'umanità stanno ad est, Cina, India, Africa. Vabbè, siamo diventati irrilevanti ed è per questo che non abbiamo nemmeno il potere di decidere nulla. Ma qui non si tratta di decidere della vita o della morte, si tratta di decidere della nostra sopravvivenza e della nostra convivenza con i russi. Non è che abbiamo altre vie. Sì, certo. Ma poi vado a sanzionare, adesso vorrei fare un esempio, vado a sanzionare la mucca che mi dà il latte. Che senso ha? Cioè è un suicidio, giusto? O rinuncio al latte, ma in questo caso il gas, il petrolio e tutto il resto. Abbiamo visto l'aumento dei consumi della Germania in questo momento che stiamo sanzionando la Russia, quanto la Germania sta comprando dalla Russia. C'è qualcosa che non funziona. E probabilmente rivende. Se io sanziono vuol dire che punisco e l'altro ha capito e quindi si ravvede per mettersi in regola. E invece l'altro viene premiato per un consumo maggiore. Non solo, ma vista la situazione che si è creata, se prima prendeva 10 dal grano, adesso prende 14. No, per quale motivo? Se poi adesso il petrolio lo compriamo dall'India facendo finta che non arrivi dalla Russia, siamo veramente al colmo dei colmi. Esattamente, no? Cioè, ma l'India raddoppierà le importazioni di petrolio dalla Russia con degli sconti di $40 al barile. Ma d'altronde l'India lo dice noi andiamo dove costa meno. L'Europa non può continuare a pensare che tutto ruoti attorno ai suoi problemi. E quindi la compra e poi appunto quanto sembra rivenderà il petrolio ovviamente raffinato, sono quindi prodotti petroliferi all'Italia e anche agli Stati Uniti. E qui torniamo al discorso che abbiamo fatto prima su Maduro, come improvvisamente un dittatore
sanzionato da isolare, cose del genere, improvvisamente riprende quota e in questi giorni è qui in Europa, ha incontrato, l'abbiamo visto nelle immagini, ha incontrato Erdogan, ma insomma sta facendo un giro diciamo così, di relazioni internazionali. E poi c'è la questione del grano. Io credo che su questo sia importante come dire, cambiare un po' la narrazione, perché è vero che l'Ucraina si dice è il granaio d'Europa, però appunto come diceva Ermanno prima è il settimo, ottavo produttore al mondo. La Russia è ben più avanti, però se le sanzioni le impediscono di esportare il grano, forse il problema sta nella sanzione che impedisce alla Russia di esportare il grano più che non l'Ucraina. Certamente, ma poi c'è anche il fatto che il gioco del grano è un gioco pericolosissimo, perché diventa un'arma terribile se giocata ovviamente in modo strategico, perché affamare l'Africa, il cui incremento demografico è esponenziale, no? In Nigeria si stima che si arrivi presto a 500-600 milioni di persone, solo in Nigeria, ma figuriamoci altri stati. Beh, ovviamente questo crea a propria volta un effetto boomerang sull'Unione Europea, perché chiaramente affamare l'Africa significherà aumentare in modo esponenziale l'immigrazione verso l'Unione Europea. Quindi non si capisce proprio il senso di questa operazione. Io vorrei che la signora von der Leyen, che mi piaceva tanto all'inizio, la Presidente della Commissione, ma mi ha sconvolto su come sta gestendo la crisi russa, invece di dire schiacceremo Putin o espressioni similari che voglio dire non sono da Presidente di Commissione Europea, dovrebbe invece chiedersi e chiedere ma come mai che l'Unione Europea non la segue nessuno? Cioè dovrebbe invece fare un'azione diplomatica e cercare di portare a ragionare, almeno assieme a noi, tutti gli altri stati, altrimenti questo meccanismo delle sanzioni è solamente così, una sorta di macchietta che però paghiamo noi e paghiamo caro. Quindi arriviamo a questo. Le sanzioni non sono applicabili, l'abbiamo visto, perché Putin continua a vendere il gas e noi dobbiamo pagarlo in rubli, perché se lo paghiamo in dollari gli Stati Uniti bloccano il pagamento perché hanno titolo per farlo, perché passa attraverso la banca centrale americana, quindi il gas si spegne, allora paghiamo in questa maniera. È normale. Allora sono parole, cioè stiamo creando una guerra di parole, creando poi che cosa? Tutta una situazione che va a nostro svantaggio. Esatto. Non ho capito perché. Stai zitto, eventualmente se hai qualche idea, mettele in pratica, ma non fartene un vanto, no? Allora, siamo nemici di Putin, però continuiamo a usare il gas, fortunatamente. Ecco, se no sarebbe peggio di una bomba atomica, cioè domani mattina giriamo la manopola e non esce più gas. Non so se mi spiego, realisticamente. È vero che è cattivo, ma probabilmente è un po' più intelligente di qualche politico europeo. Certo. Bene, grazie. No, allora. Io volevo chiudere parlando anche di Africa, se possiamo. Abbiamo un ultimo servizio da proporre anche ai nostri ospiti, perché diciamo che allora noi parliamo di Africa perché adesso il grano probabilmente ne arriverà meno e quindi andremo ad aggravare delle situazioni che sono già gravi, però l'Occidente, le multinazionali, probabilmente anche gli oligarchi in Africa sono anni che ci navigano e speculano. Allora abbiamo questo servizio che ci racconta un po' che cosa stiamo facendo e come sta andando e perché lo facciamo anche. Vediamo. Africa, il continente che deprediamo e affamiamo. Il continente africano ha immense risorse dal punto di vista naturale e minerario, pensiamo soprattutto alle fonti energetiche e alle materie prime, ma paradossalmente questo continente continua ad essere il fanalino di coda dello sviluppo. Dobbiamo domandarci come mai?
La risposta dovremmo conoscerla bene. Sicuramente c'è un sottosviluppo e condizioni climatiche difficili, ma c'è soprattutto il comportamento predatorio da parte di tante potenze straniere, per la maggior parte occidentali, ma non solo, che sono in Africa per fare affari, ed è questa la vera causa dell'impoverimento del continente. Le materie prime vengono svalutate, facendo sì che l'Africa sia rapinata delle proprie ricchezze. I paesi vengono truffati, la popolazione è seduta su miniere d'oro di cui sono proprietari ma che non possono sfruttare, anzi sono loro ad essere sfruttati come manodopera a bassissimo costo. Lo sappiamo per le miniere di coltan, la tantalite che viene raccolta a mani nude da ragazzini spediti a rischio della vita in cunicoli sotterranei dove, se anche spariscono, nessuno si accorge e vengono subito sostituiti da altri che vengono pagati però solo se trovano qualche cosa, altrimenti anche no. La ricchezza invece se ne va, comprata per pochi soldi, per essere poi rivenduta a caro prezzo nei paesi sviluppati per il nostro benessere, per le nostre batterie, quelle delle auto, dei cellulari. Tutta la tecnologia è possibile grazie proprio a queste materie prime. Se queste fossero pagate agli africani per il loro valore, il continente si trasformerebbe, ma questo non avviene. Grazie alla corruzione dei governi compiacenti andati al potere con colpi di Stato sostenuti da potenze straniere che cedono le concessioni estrattive a multinazionali rapaci che ne traggono grandi profitti lasciando territori disastrati e inquinati. Lo hanno fatto le multinazionali agrarie vendendo le sementi OGM che oggi hanno reso schiavi dei propri prodotti gli agricoltori che si trovano legati a doppio filo con chi condiziona le loro produzioni e rende sterili i loro terreni. Come dei parassiti o peggio come vampiri. Noi occidentali stiamo succhiando il sangue a oltre 1 miliardo di persone che potrebbe vivere in maniera diversa e non essere costretta ad emigrare in cerca di un posto dove vivere e poter mangiare. Oggi, se possibile, la guerra che stiamo facendo in Ucraina sta peggiorando ancora di più le cose. Nelle ultime settimane gli Stati Uniti hanno deciso di inviare altri 40 miliardi di dollari di aiuti militari per la guerra e anche l'Europa lo sta facendo nei confronti di Kiev. È bene sapere che in Africa in questo periodo ci sono 3 paesi, Kenya, Somalia ed Etiopia, che sono colpiti da una gravissima carestia a causa della siccità. Potremmo dire, per lavarci la coscienza, che è una conseguenza dei cambiamenti climatici, che è sicuramente una delle ragioni, ma vale la pena sottolineare che la regione del Corno d'Africa contribuisce per meno dello 0,1% alle emissioni di CO2 a livello globale. Il risultato è che ci troviamo di fronte a una probabile mattanza, cioè che la gente crepi di fame. Per evitarla, secondo le Nazioni Unite, servirebbero 4 miliardi e mezzo di dollari, soldi che ovviamente si faticano a trovare. Un recente studio ha messo in luce come, se non si interviene in aiuto di Somalia, Kenya ed Etiopia, potrebbe morire nei prossimi mesi una persona ogni 48 secondi, cioè 1800 persone al giorno. Considerando che nell'ultimo anno le persone di questi paesi a rischio fame sono raddoppiate, toccando i 23 milioni, i conti sono semplici da fare. Siamo disposti ad accettare tutto questo? Dobbiamo veramente andare avanti ancora così? Michele Boato. È un tema che affronto con difficoltà perché non sono mai stato in Africa e quindi non ho mai avuto la sensazione. Conosco persone che ci vanno e che anche ultimamente Emergency eccetera che lavorano proprio in Kenya e hanno le mani sui capelli. Queste cose si vedono meno a Nairobi ma si vedono immediatamente in periferia. I morti sono bambini spesso e quindi la cosa non può lasciare assolutamente indifferenti. Però quello che mi viene in mente è che ci sono stati dei grandi personaggi che hanno cercato di cambiare queste situazioni. Lo stesso presidente dell'Etiopia, premio Nobel della pace, e quella donna congolese Maathai che ha avuto il premio Nobel della pace 15 anni fa, e ancora altri del Ghana eccetera, che hanno tentato con forza di lavorare perché ci sia l'autoproduzione, perché ci sia la forestazione per bloccare il deserto, perché ci sia l'autosufficienza appunto alimentare e la democrazia, come Mandela in Sudafrica l'unico che è arrivato in porto nonostante tutto, insomma, nonostante 1000 errori precedenti suoi anche. Ma
e quasi tutti questi sono stati tarpate le ali, alcuni sono stati uccisi proprio, non ricordo più il nome di quel grande leader africano, non me lo ricordo più, che 20 anni, 30 anni fa è stato proprio assassinato, mi sfugge il nome, niente, non posso dirlo, ma che era su questa linea, cioè sono delle linee che noi europei dovremmo rafforzare. Ce n'era uno o due politici italiani che hanno fatto questo, uno è Pannella che andava nel Benin, nel Ghana a fare questo lavoro, Burkina Faso, mi ricordo continuamente, l'altra era la sua collega, come si chiama, la radicale Emma Bonino. Emma Bonino, che lo ha fatto in Egitto con pochi risultati, per la verità, visto il tipo di politica che c'è in Egitto, ma lo ha fatto molto con le donne, con grandi invece risultati. Però sono pochissimi questi politici. L'altro Emergency, il suo grande presidente, eccetera, ma il lavoro di prevenzione rispetto a questa onda enorme, no? Si dice questo esodo biblico, no? Che arriva sempre di più, arriverà, anche se ci sono momenti in cui sembra che un governo fermi, eccetera, ma è nei numeri, insomma, è nei fatti. Questo lavoro di prevenzione dovrebbe essere, qualcuno lo ha anche detto, mi ricordo Prodi lo diceva addirittura, ma lo diceva e basta. Il nostro primo problema dell'Europa mediterranea dovrebbe essere quello di aiutare l'Africa ad essere autosufficiente. L'Africa diventerebbe autosufficiente se l'Occidente che va e che prende le concessioni per le estrazioni e quant'altro pagassero quello che se non fosse l'ENI che va a rubare il petrolio in Nigeria, e se non fosse l'Inghilterra e la Francia che distruggono la Libia come hanno fatto, cioè queste cose incredibili. Quello che è successo in Libia grida vendetta al cospetto di Dio veramente, per eliminare un dittatorello, porti il disastro totale in una nazione, pari dell'Iraq, la stessa cosa, pari. Ebbene, questa cosa qua, la politica estera italiana dovrebbe essere soprattutto verso l'Africa. Io vedo che Di Maio non ci va mai in Africa, no? Va a trovare... Sì, c'è la politica italiana, ma anche la politica internazionale. Abbiamo citato i 40 miliardi stanziati per la guerra, professor Marrella. Come possiamo commentare? Fa piangere il cuore. Non si trovano 4 miliardi per risolvere magari un'emergenza. E non si trova. Se uno fa il conto... 4 miliardi non producono nulla, esattamente. Nulla. Che i soldi devono creare altre ricchezze. In questo caso non le creano, è un investimento a lungo termine, quindi preferisco investire e portare a casa subito. Questa è la tecnica, diciamo, utilizzata dalle multinazionali. È chiaro che se io non sfrutto l'Africa guadagno meno e quindi più guadagno e più ricco divento. Questo è un meccanismo, diciamo, quello che hanno fatto i belgi in Congo è incredibile, cioè il disastro che hanno fatto gli europei in Africa è incredibile veramente. Per secoli però. Per secoli. Perché abbiamo addirittura preso gli schiavi portati in America. Esatto. Cioè, adesso vengono volontari, perché questa è la differenza. Prima andavamo a prenderli e non volevano venire perché stavano meglio. Adesso li abbiamo ridotto al punto tale che vengono come schiavi volontari e non credo che la gente si allontani da casa sua volentieri se a casa sua ha un minimo di capacità di sopravvivere. Invece è il disastro totale. Ma questo naturalmente non riusciamo a trovare un Putin della situazione qui in Europa, perché dietro alle multinazionali c'è il potere e la comunicazione è gestita alle multinazionali. Sicuramente né Repubblica né il Corriere della Sera né altri giornali hanno voglia di mettersi contro, perché altrimenti perdono la pubblicità. Quindi noi restiamo nell'illusione di una situazione assurda in cui stiamo vivendo, che non serve a niente se non a creare dei morti, delle vittime e poi naturalmente
autocensurarci perché non possiamo nemmeno parlare di quello che sta succedendo veramente e nessuno lo vuol fare. Quindi questa non è informazione, è disinformazione voluta e gestita ovviamente dalle lobby che hanno il potere di poter fare quello che vogliono della gente, noi compresi. Quindi questa democrazia è illusoria e dobbiamo riappropriarcene. Giustamente si parlava cosa fa questo ministro degli esteri, ma i precedenti ministri degli esteri certo, cosa hanno fatto? Certo. L'unico vero ministro degli esteri dal dopoguerra ad oggi è stato un certo Mattei, che ha saputo gestire il rapporto dell'Italia con l'estero e ha creato delle situazioni che sono state veramente positive per noi e ha cambiato la vita dell'Italia. Purtroppo. Solo che la sua azienda è andata in mano a tutt'altre persone. Scusi? La sua azienda purtroppo però ha cambiato completamente politica, pensiamo appunto a Leni in Nigeria. Quello che ha fatto Mattei con l'Algeria eccetera è eccezionale, è eccezionale, questo è vero, è verissimo, però solo Mattei si è fermato. Ma con la Russia, Con la Russia. in piena guerra fredda lui fa un gasdotto che arriva in Italia, è un pazzo, no? Ma stiamo scherzando? E lo stanno non chiudendo non adesso. Non fregava niente del conflitto. Lui diceva delle cose devo farle perché l'Italia deve avere queste risorse. E non è che si è fatto un miliardario, teniamolo ben presente. No. E fu una persona onesta. Purtroppo le persone anche lui oneste, l'hanno fatto cascare con un aereo. Si doveva, esatto, e si doveva incontrare di lì a poco tempo con Kennedy. Hanno fatto fuori Mattei, poi hanno fatto fuori Kennedy. Va bene, certo. Bene. Passiamo a... Niente, allora adesso innanzitutto grazie ai nostri ospiti che sono stati con noi, Fabrizio Marrella, grazie a voi. Michele Boato, il professor Tonello ci ha dovuto lasciare. Noi adesso andiamo in pubblicità, però ritorniamo con la nostra rubrica del Memento e questa sera nella rubrica del Memento affronteremo una figura importante per la nostra politica, un politico con la P maiuscola, come si usa dire, perché ricorderemo Enrico Berlinguer, morto a Padova nel 1984, l'11 di giugno. A tra poco, dopo la pubblicità.